morning. Buongiorno ragazzi, ricettina da sballino. Andiamo praticamente a mettere il coniglio. Questo oggi faremo un coniglio, diciamo all'ischitana. Però comunque all'ischitana ci vuole il coccio in ceramica per cuocerlo. Ci vuole il rosmarino tipico che nasce nella zona, diciamo, di Ischia, quindi perciò viene poi definita l'ischitana, perché poi ci stanno dei procedimenti, la cultura proprio ischitana, quindi ci sono dei procedimenti da fare per renderlo proprio all'ischitana. Ovviamente non lo possiamo fare noi, quindi lo chiamiamo all'ischitana, però come regola in realtà non è proprio all'ischitana, però esce buonissimo e lo faremo anche con queste fettuccine. Quindi utilizzeremo il sugo, voilà, quindi prendiamo le fettuccine che utilizzeremo, dove utilizzeremo il sugo per fare la pasta, e quindi questo per secondo. La primissima cosa che si deve fare del coniglio, questa è una cosa importante, è che si deve mettere in acqua e sale per pulirlo da tutto il sangue che voi vedete. Un'altra cosa molto importante è che tutto questo grasso bianco, normalmente il coniglio non è una carne grassa, però questo grasso bianco bisogna toglierlo, perché è un grasso che non è delicato e che non è buono per il palato. Quindi diciamo che va veramente tolto, quindi con un coltello o una forbice togliete tutte queste parti di grasso bianco, potete togliere anche con la mano, però nel frattempo noi lo andremo a mettere in acqua e sale, perché devo andare a comprare poi i pomodorini che ci serviranno per creare questo straordinario piatto. Voilà, a più tardi. Voilà ragazzi, allora come vedete abbiamo messo il coniglio in acqua e sale, molto importante come vi ho detto, lasciatelo un po' in acqua e sale, nel frattempo vado a fare le compere. Queste parti qui di questo grasso bianco, quindi vedete dove sta la presenza di questo grasso bianco, lo andrete a togliere, è molto importante perché il gusto è troppo forte. Voilà ragazzi, allora ecco qua il coniglio che è pronto per essere lavato, per essere praticamente cucinato, perché è stato lavato, è stato pulito dal grasso, quindi è stato anche asciugato. Ora iniziamo gli ingredienti. Magari no, mangialo a sti coso per... Ah no, mamma mia, per carità. No, aspettate. Sì, a piedi nudi. Allora, quindi iniziamo la cottura. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti che ci vogliono per realizzare questo piatto. Qui sto facendo dei video più professionali che andranno su un altro canale, ma vi farò vedere poi quello che sto facendo. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, incominciamo con la preparazione del nostro piatto. Ovviamente dovete tenere conto che non viene proprio all'ischitana, cioè il modo è quello là, però comunque io sempre consiglierei di andare a mangiare questi prodotti proprio nella terra, perché ogni prodotto ha non so, un suo certo non so che proprio della terra in cui è nato. Quindi le tagliatelle alla bolognese, scusa, le tagliatelle alla bolognese devono essere mangiate a Bologna. Se si vuole mangiare veramente la tagliatella, il tortellino, è di Bologna, quindi non leviamo i meriti a Bologna, come la stessa cosa il panzerotto è della Puglia. Oppure dobbiamo mangiare la pizza, si deve andare a Napoli per mangiare, a parte da Sorbillo, però tutte le pizzerie a Napoli lavorano bene. Poi ci sono proprio dei piatti specifici della regione, quindi si deve mangiare questi piatti specifici proprio nel luogo, perché il luogo ha un suo stile di cottura, ha un suo stile. Per esempio, per fare il coniglio all'ischitana ci vuole un timo particolare che nasce solo a Ischia, ma non solo, ci vuole il coccio, ci vuole la ceramica per cucinare, non ci vuole la pentola, quella che noi andiamo a mettere. Diciamo che tutto viene buonissimo, però se vogliamo dire la verità, coniglio all'ischitana non è un coniglio all'ischitana vero e proprio, però è veramente buono. Allora, gli ingredienti sono pomodorini a quanti ne volete voi. Logicamente abbiamo il coniglio,
Quindi un po' di peperoncino, delle olive nere, dei capperi che non c'entrano niente nella ricetta ma ce li vado a mettere, un po' di pepe, un po' di timo normale, un po' di quelle spezie che servono per aromatizzare carni e pesce, perché hanno un po' di rosmarino, hanno un po' di timo, hanno tante cose che servono proprio per aromatizzare la carne, perché il coniglio deve essere aromatizzata, 2 cipolle, un po' d'aglio, del basilico a tonnellate, e in questo caso poi andremo a utilizzare anche le fettuccine, olio, sale, pepe, come comanda Dio nella cucina. A più tardi. Voilà, ragazzi, allora il primo step che noi andremo a fare sarà di tagliare le cipolle un po' grossolanamente e l'aglio, quindi andiamo a incominciare a fare questo soffritto di aglio, cipolla e un po' di peperoncino. Dopodiché la cipolla la togliamo e incominciamo a rosolare la nostra carne. Voilà, ragazzi, come vedete abbiamo tolto le cipolle proprio adesso, quindi abbiamo inserito il nostro coniglio e abbiamo schiacciato i nostri pomodorini a mano, ok? Adesso facciamo rosolare a fiamma alta molto bene, ti deve rosolare molto bene. Voilà, l'abbiamo girato. Nel frattempo io purtroppo mi sono dimenticato di preparare un brodo vegetale, come voi sapete nel canale preparo sempre il brodo vegetale, però mi sono dimenticato, quindi facciamo un dado che serve vegetale, serve per dare un po' più di sapore al piatto. Voilà, allora ragazzi abbiamo quindi rosolato per bene, adesso abbiamo aggiunto il vino e le altre cipolle che abbiamo poi tolto, alcune si sono bruciate ma non è un problema. Voilà, adesso si continua la cottura, si deve far sfumare completamente il vino. Voilà, allora arrivate a questo punto che il vino ha uscito tutta la sua parte alcolica, incominciamo ad introdurre le spezie. Allora abbiamo aggiunto le spezie, quindi le spezie che vi ho presentato prima sul tavolo, le spezie per la carne, il timo, il basilico, le olive e i capperi. Adesso andremo ad aggiungere i pomodorini. Voilà, abbiamo aggiunto i pomodorini che abbiamo schiacciato con le mani. Adesso andremo ad aggiungere ancora dell'altro basilico, un paio di mestoli di acqua di vegetale, brodo vegetale, e una passata di pomodoro, e facciamo quindi cuocere per all'incirca 50 minuti. Allora ragazzi, quindi ho aggiunto i pomodorini, ho aggiunto un po' di acqua vegetale, logicamente dobbiamo abbassare adesso la fiamma, i pomodorini schiacciati rigorosamente a mano, il basilico l'abbiamo rimasto così, abbiamo dato prima una bella miscelata e abbiamo aggiunto anche 2 passatine di pomodoro per fare un po' più di sugo, perché a me piace molto il sugo. Quindi adesso facciamo cuocere a fiamma diciamo medio bassa, lo facciamo cuocere per 50 minuti. Allora ragazzi, la cottura sta continuando di questo meraviglioso coniglio all'ischitana con le fettuccine belle fresche all'uovo, quindi il sughetto andremo a fare delle fettuccine all'uovo e il coniglio per secondo. Vi volevo dire, quando voi lo fate così il coniglio, logicamente dopo verrà caricata la ricetta, però quando lo fate così non fa niente, il coniglio è una carne che è molto magra, quindi poi quel grasso che andate a togliere che non è buono diventa una carne che è molto magra. Quando lo cucinate così comunque rimane sempre bello, morbido e gustoso, però se lo dovete fare a forno è molto importante avere a disposizione del grasso. Non so, tipo lardo di colonnata, pancetta, quell'altro che serve per fare la carbonara, là non mi ricordo il nome.
quindi abbiate sempre queste cose a disposizione, perché nel forno poi il coniglio tende a seccarsi ed è stepposo in bocca, non è buono, ok? Ragazzi, a più tardi. Sto facendo la stessa ricetta però in due versioni gourmet differenti per un canale differente. Poi andrete a vedere. In fin dei conti voglio progredire con YouTube, quindi questo canale qua io lo voglio rimanere così, perché voglio essere con voi così, mi piace di essere con voi così. Poi chi mi apprezza e chi no va a farsi fottere, non ci sta problema. Però voglio fare qualcosa che marcia, quindi sto facendo quest'altro canale che ancora devo aprire, sto realizzando i video e lo voglio fare proprio un po' più professionale, fatto per bene. Quindi ciao ciao a tutti. Voilà ragazzi. Allora ragazzi, è quasi pronto, abbiamo aggiunto un po' di acqua di brodo. Adesso andremo a riempire la pentola per fare l'acqua bollire per la pasta, dove andremo ad aggiungere un paio di cucchiai di mestolo di brodo per far insaporire poi la pasta. La cottura della pasta sarà molto rapida. Qui 10 minuti è praticamente finito. Ragazzi, non sono un amore. Che bello. Fettuccine a sugo di coniglio. Adesso prendiamo il coniglio e lo mettiamo da parte. Voilà. Allora, sughetto pronto. Fettuccine 3 minuti di cottura e quindi facciamo 1 minuto e mezzo di cottura giusto nell'acqua e poi le passiamo nel sugo. Voilà ragazzi, piatto pronto, siamo pronti per andare a mangiare. A più tardi. Allora, Elio se l'ha mangiati tutti, io speravo che non li mangiava tutti, ne ho messi molto perché ho detto ok, a troppo muovi, invece se la mangiano tutto quanto e ce ne stanno altri due, ma io personalmente dico proprio mi dispiace, sono proprio un bastardo. Ragazzi, che buoni, oh là là, che buoni, Gesù. Scusa, c'è dunque ismo così, no, ragazzi, cioè, dopo farmi mezzo chilo di pane e scarpetta. Scusate. No, mangiate la baguette. No. Ciao ciao a tutti, no? Ciao.